La pioggia e le forti raffiche di vento che in pochi istanti spazzano quanto trovano sul proprio tracciato. L'altra faccia della medaglia del caldo torrido di questi giorni è quella degli improvvisi e violenti temporali, come quello che nel tardo pomeriggio di ieri si è abbattuto sulla Marca attraversando i comuni di Montebelluna, Cornuda, Masera, Arcade, Paese. A Montebelluna città il forte vento ha divelto un albero ad alto fusto caduto sul marciapiede nel parcheggio 10 Martiri tra le poste e la caserma dei carabinieri, ma i danni si sono registrati anche a Guarda e San Gaetano. Abbiamo avuto dei danni fortunatamente che non hanno riguardato le persone. Abbiamo avuto alcuni spostamenti di Trasenne e via Piave dove stiamo asfaltando, ma sono state messe subito al loro posto. Il cedimento di quest'albero, come potete vedere, è già stato messo in sicurezza. Il comitato civico di Guarda ha sofferto il sollevamento di una struttura di lamiera che ha utilizzato per fare la sagra, anche quello è già stato messo in sicurezza. La guaina di un solaio di una casa a San Gaetano e un po' di ghiaino in via Bongiovanni presa 20 nei pressi del Montello. Vero è che è già la seconda volta in 15 giorni in cui non solo il vento ma anche la grandine crea dei gravi problemi. Addirittura 15 giorni fa la grandine ha fatto ancora più danni. Danni anche ad Arcade, soprattutto in via Marangona, dove sono volati i rami e la copertura di una tettoia. L'intero paese si è mobilitato per spazzare e liberare la strada. Un cittadino ha anche messo a disposizione il proprio mezzo con gru, così da accelerare le operazioni di ripristino della viabilità.